Oggi festa della donna, si apre la 77esima edizione della Sagra, anche il Comune con un appuntamento stasera presso la Via Atenea farà una festa dedicata proprio alla donna. Sì, oggi è l'8 marzo, festa dedicata alla donna, inizia anche, come dicevi tu, proprio il Manto delle Fiore oggi con una festa di strada, tra virgolette, lungo la Via Atenea, proprio dedicata a questa giornata. Voglio precisare però che ogni giorno dell'anno è festa della donna, quindi la celebrazione è soltanto una celebrazione simbolica, massimo rispetto per il sesso femminile. Ecco, Sindaco, ribadiamo che lei in un comunicato stampa ha voluto precisare che la Sagra si sta svolgendo nella massima legalità. Sì, io ho voluto precisare perché tutte le attività di questa amministrazione comunale si muovono secondo la trasparenza e la legalità e così quindi anche l'organizzazione di questa meravigliosa festa. Si è fatto un lavoro certosino e ringrazio il mio staff, ringrazio i miei assessori, principalmente l'assessore Giulia e l'assessore Cantone, ma anche l'intera giunta perché ognuno di loro ha un ruolo importante in questa manifestazione. Ringrazio anche il governo regionale nella figura del presidente Schifani, ringrazio anche il Parco Archeologico, la Fondazione Teatro Pirandello, l'ADMO, che ognuno di loro ha un ruolo importante e fondamentale in questa grande festa. Anche quest'anno parte da Agrigento questo messaggio di pace e di concordia, specialmente in un mondo tribolato da tanti conflitti. Penso che Agrigento sarà all'altezza di poter dimostrare quello che ogni anno riesce a tramandare.